Libro bianco sulla pesca, una novità assoluta. Sì, è una novità assoluta. È una pubblicazione in cui la Regione ha molto creduto. Sono stati fatti, appunto, è stato fatto questo incarico alla European House of Ambrosetti e diciamo che i risultati sono molto soddisfacenti. Il primo libro bianco della pesca e dell'acquacoltura mette in evidenza che per il settore è un momento storico, si trova per la prima volta di fronte a 5 fattori di crisi congiunturali che insieme non si erano mai manifestati: l'impatto sulle filiere di approvvigionamento, l'incremento dei costi energetici, gli strascichi comunque della pandemia Covid, una guerra in conflitto in territorio europeo che non si era mai verificata. Però noi abbiamo scoperto dalle analisi appunto fatte con il nostro team che è un settore che ha un impatto estremamente importante da un punto di vista economico, sociale e ambientale. Stiamo parlando di una filiera che nella sola Regione Veneto genera 160 milioni di euro di fatturato, con più di 3.700 imprese attive e altrettanti appunto occupati sul territorio della Regione. Un euro investito in questa filiera ne genera ulteriori 1,18 nell'intero territorio e va oltre i confini regionali a beneficio di tutto il sistema paese. Quindi stiamo parlando di un comparto che ha delle ricadute che vanno oltre poi quelle della sola filiera. A questo poi si aggiunge un impatto sulla sostenibilità a 360 gradi molto ampio. Abbiamo dimostrato che 11 dei